Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, non tutti i discepoli seguono il proprio maestro. Anni fa leggevo qualcosa di Osho in cui spiegava che tutti i grandi guru, tutti i grandi maestri sono stati uccisi dai loro migliori discepoli. Da Gautamana il Buddha, Gesù Cristo, e lo stesso Osho poi è stato tradito dalla sua segretaria. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale di Degana Marietto Veneziano, di mettere un bel like se potete e anche attivare la campanella per le nuove pillole. In più vi chiede di iscrivervi anche o venirci a trovare nei gruppi Facebook e anche in Telegram. In Telegram alle 8 alle 20:30 ogni lunedì sera teniamo un percorso di esoterico. Chi vuole venire è benvenuto, siamo già più di 170. In più vi rammento che il De Galla per questo momento particolare alle 21 ogni sera tiene un muro eterico per difendere l'Italia, 5 minuti di, come si dice, meditazione insieme a dei maghetti in erba, siete tutti benvenuti, nessuno escluso. Bene, parliamo un po' di questa faccenda. Questa faccenda è che molti maestri o, come si dice, predicatori o divulgatori, secondo Osho, erano, come si suol dire, il loro pericolo maggiore non erano gli avversari, ma i loro discepoli migliori. Vedasi Giuda, che è stato l'unico a baciarlo e poi a mettere in croce il Cristo. Lo stesso Osho è stato tradito dalla sua segretaria. Chiaramente tutti questi guru, questi illuminati sapevano benissimo il loro destino, ma erano andati incontro a braccia aperte a questo cammino. Quindi chiunque inizi a fare divulgazioni sa che il maggior pericolo non saranno i nemici fuori, ma saranno i propri migliori discepoli. Questo è una cosa psicologica. Ma perché racconto questa cosa? Perché qualche tempo fa, stavo guardando una pillola di un bravissimo divulgatore. Secondo me è proprio bravo a livello di marketing, riesce a fare quello che molti altri non riescono. E stavo spiegando come fare praticamente innamorare il proprio compagno di sé. Ma quello che era carino, era simpatico, e come si dice, divulgava, nel senso che spiegava. Il primo punto, secondo lui, era imprevedibile, e qui il vostro Marietto era curioso. Il secondo punto era creare dei dubbi nel proprio compagno, e qui il Marietto anche, come si suol dire, era interessato, perché dico, caspita però. Il terzo era rendere indipendente la persona, cioè nel senso doveva essere lei la donna indipendente, e qui il vostro Marietto, con la situazione economica che sta girando, voi vi potrete immaginare tante massaie che dovrebbero incominciare a lavorare praticamente per rendersi liberi dalla schiavitù di essere manipolati dal compagno, perché ha la possibilità finanziaria di imprimere un certo trend nella famiglia. E poi c'erano tutti gli altri 3, 4, 5, 6 punti, no? Praticamente a rotoli, praticamente in sintesi quella coppia era perennemente, secondo questo divulgatore di come far innamorare il proprio compagno alla compagna, era una guerra totale, cioè praticamente bisognava creare della confusione nell'intimo di quella persona per fare in modo che lui sentisse la mancanza e praticamente continuasse a tenersi legato a questa persona, perché nel suo inconscio sapeva che sarebbe scappata via. Lo Marietto ha ascoltato, ha guardato quante visualizzazioni aveva questo signore, e ne aveva tantissime, e ha pensato, caspita, questo qui sta creando una marea di persone che praticamente, al posto di volersi bene e di cercare la propria anima gemella, stanno insieme solamente per la paura di perdere quella cosa che nella realtà in quel momento lì la sta flagellando, e sta creando praticamente una marea di persone che non dico che diventeranno psicopatici, ma insomma avranno qualche dubbio di personalità.
perché se per voler bene a una persona devi praticamente soggiogarla con delle tecniche di manipolazione mentale e portarli quasi alla pazzia o alla dipendenza, sta creando praticamente dei tossici dei sentimenti. Anche il vostro marietto, lo sapete, sta lottando e continua a predicare di cercare la propria anima gemella. E ricordatevi che il vostro marietto la pensa esattamente come Osho. I migliori assassini dei maestri sono stati i loro discepoli, da Giuda in avanti. Quindi quando sentite qualcuno che vi adula, quando sentite qualcuno che vi innalza, dovete sempre stare attenti. E dovete sempre stare attenti a non farvi creare delle psicopatie, cioè ascoltare magari alcune persone, ma stare attenti che la propria compagno bisogna amarla, non bisogna renderlo schiavo di mancanze, perché sennò quello lì a un certo punto vi guarderà bene, vi farà una radiografia e vi dirà questa qui, cari miei, ha qualche mancanza. Quindi occhio a certi divulgatori che sono simpatici, sono bravissimi nel marketing, ma hanno qualche carenza affettiva e la vogliono in un certo senso trasportare e divulgare ad altre persone. Bene, cari amici, il vostro marietto è finito qui. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Gara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.